Accomodatevi per favore. Va bene? Sono gli accantonati che hanno del centro. Dopodiché del secondo volume. Sì, sai cosa? Dillo a verbale e dopo ci date una lista anche cartacea, insomma, in qualche maniera. Prego, accomodatevi che iniziamo. Sono quelli del secondo volume. Boh, ma ci danno i numeri. Cuna e gatto. Ma ecco presente. Perfetto. Mi sposto perché se no taglio. Dovevi assarlo, non ti hai mai visto tutti tanti voti così. Abbiamo questi pronti, quelli che sono accantonati. Allora, io direi che loro esordiscono. Giovanni? Prendete posto che iniziamo, per favore. Per favore, consiglieri, prendete posto, si inizia.
Sì. No, quelli che vi interessano li lasciamo per domani, però quelli che riusciamo a buttare via stasera a me. Prendete posto, inserite le schede e vediamo i presenti. Sì, sì. È già in lavorazione. Pensa che se te dirigi qua non ti ascolteria nessuno. Pensa al vantaggio. Ma ti sei un anarchico. Dai, va a sentare tesoro, dai. Ma pensa al tuo gruppo, che manca a tutti del tuo gruppo, cavolo. E sei dicendo. Prego, accomodatevi. Sì. Questi sono gli accantonati. Questi gli accantonati che Andrea, scusami, Prego, accomodatevi. ha già gli accantonati ha già deciso. Sì, tranquillo. Adesso Li chiamo io, non preoccuparti. scusa, poi Manildo deve dare la lista Sì, sì. e poi facciamo la... Giovanni, tu chiedi subito la parola appena iniziamo. Li leggi, li leggi. Ma guarda che... Io li ho tenuti tutti perché avevano detto che partivamo domani mattina. Sì, ma guarda che in mezz'ora facciamo tutto. Domani mattina facciamo tutto il resto. Fidati. Quelli che... Però così per lo stanello è andata via perché stava male. No, ma non trattiamo quelli dello stanello. Iniziamo. La seduta è aperta. Sì, ma fermo un po' anche adesso, tranquillo. Si ricordano finire adesso, ma non così, era come qui tutte voi. Sì, vabbè, ma qualcosa facciamo. Prego, buonasera, bentrovati. Grazie del lavoro fatto anche durante queste 1 ora e 43 minuti. So che è stato proficuo il lavoro. Se non ho capito male chiede la parola il consigliere Manildo. Grazie Per Presidente. favore. Dopo un lavoro importante di confronto abbiamo pensato di ritirare alcuni emendamenti e concentrare il nostro discorso su tematiche importanti e impattanti. Vi dico il numero dell'emendamento e il proponente. Allora, ritiro il 449 Michalizzi, 464 Michalizzi, 468 Michalizzi. Per favore. Manildo, ritiro 244, 245, 525, 547. Scusate, devono 596, 598. Ostanel, ritiro 89, 91, 108, 121, 127, 153, 154. Rocco, ritiro il 200, 201, 202, 207. Baldan Flavio, ritiro 221, 217, 218, 219. In un foglio ci sono gli altri. Però. Ma se ve li dai così. Ritiro quelli di Cunegato, l'85, l'88, l'89, il 93, il 105, il 106, il 111, il 112, il 115,
il 124, il 125, il 98, il 99, il 100, il 103, 101, 102, 104, 107, 110, 114, 116, 117, 118, 123, 129, 130, 131, 133, 135. Consiglieri Luisetto, 501, 515, 512, 526, 528, 529, 530, 532, 543, 382. Questi da Monica? Monica Sambo, 502, 504, 503, 535, 538. 538. Sì, scusa. 545, 563, 545 l'avevamo già detto, 505. 565. Ah, 565. No, c'era uno in più. Poi Galeano 554 e 363. Dal Bianco 548, 551, 552, 571, 572, 576, 577, 580, 579, 581, 587, 588. Fatto a mano, cioè diamo il manufatto. Grazie della comunicazione e anche grazie dell'impegno e del senso di responsabilità nei confronti appunto dell'intero Consiglio. E grazie a tutti quelli che hanno lavorato, lo dico nell'interesse del Consiglio, dei lavori del Consiglio, quindi questo ci permette di affinare il lavoro e diamo per ritirati tutti questi emendamenti. Direi di approfittare, visto che siamo qui seduti, abbiamo ancora un po' di fiato, quantomeno di sgrezzare il lavoro rispetto ad alcune cose che sono già definite. Assessore Roma. Grazie Presidente. Allora, in questo caso porto degli emendamenti come Giunta rispetto a una modifica che è avvenuta nel programma Interventi per infanzia e minori che ha diviso gli interventi per l'asilo nido. Il decreto attuativo da parte della rete ARCORNET della Ragioneria Generale dello Stato ha mandato questi dati a gennaio e quindi in tempo tra virgolette dopo che abbiamo approvato il DEF, quindi vado ognuno punto per per questi emendamenti. Allora, il 236, pagina, allora, dal 236, 237, 238, 239, adesso vado in cerca, 240 e 241. Da 236 praticamente, esatto, 236 la prima fino a 241 e divide i programmi da asili nido all'altra parte che invece sono per l'infanzia e i minori. Per una Assessore, scusi. Per ordine dei lavori, lo dico io. Questi sono emendamenti accantonati prima? No, questi sono quelli del nuovo blocco. Terzo blocco.
sono più avanti. Certo, questo terzo blocco. Terzo. Allora fermiamoci al primo blocco perché sennò c'è giustamente il Consiglio. Abbiamo, e quindi sappiamo che c'è una disponibilità a chiudere questa partita, però ci vuole modo anche di poterli seguire questi. Allora però abbiamo degli accantonati che potremmo cercare di chiuderli velocemente. C'è il 277 con un parere contrario sono in questi accantonati, no? Sì, questi che hanno... Con un parere contrario della Commissione del consigliere Michalizzi, il 277 consigliere. Gli accantonati, 277 a pagina 51, sta parlando del primo blocco, così almeno cerchiamo di chiudere il primo blocco velocemente, poi domani facciamo gli altri. Si prepari Cunegato col numero 9 a pagina 53. Saltiamo Ostanel perché non c'è. Numero 9, pagina 53. Allora, non ci sono proposte di modifiche su questo. Confermo il parere contrario. Li avete appena visti? Apertura della votazione. Stiamo votando il 277 di pagina 51. Parere contrario. A posto? Respinto, chiusa la votazione. Grazie. Saltiamo lo 010 di Costanel, Cunegato, numero 9, pagina 53. Poi ne abbiamo due di Michalizzi, il 280 e il 279. Numero 9, pagina 53, parere contrario. Non c'è accordo. Votazione. Lei perde. De Berti, stiamo votando. Posto? Perfetto, grazie. Votazione chiusa. Respinto. Numero 280, consigliere Michalizzi. Contrari. Apertura. Votazione. Lo ritira, grazie consigliere. 279 sarebbe accolto con modifiche, giusto da quel che capisco? Lo votiamo con le modifiche, prego. Mettiamo verbale, considerate che questi fanno parte di un incontro che hanno fatto, di un accordo che hanno fatto. I consiglieri devono votare, potrebbero anche non sentire. Sì. Posso? Allora, accolto con modifiche, il periodo proposto è integralmente accolto fino alle parole competenze educative, pedagogiche, psicologiche e sociali. Apriamo la votazione sul 2,79 accolto con modifiche. Aperta, via. Chiusa la votazione. Approvato. Sempre consigliere Michalizzi, il 2,82, c'è un parere favorevole. Aperta la votazione.
Approvato. Consigliere Baldan 208, Baldan Flavio, accolto con modifiche. Leggiamo le modifiche. Si propone la riformulazione inserendo dopo le parole "in modo particolare saranno valorizzate" il testo "lo sviluppo delle competenze linguistiche". Si prepari dalla Pozza con 306 intanto. Approvato, quindi apro la votazione. Favorevoli? Si prepari anche il consigliere Michalizzi col 3,49 e Del Bianco col 3,74. Trattiamo quello, chiusa la votazione, approvato. Consigliere Dalla Pozza il 4,26. C'è un parere favorevole, se non ha da intervenire lo metto in votazione. Prego, Assessore. Sì, viene accolto, dopo la discussione in Commissione viene accolto l'emendamento, quindi voto favorevole. Aperta la votazione. Sul 4,26, pagina 306. Chiusa la votazione, approvato. Consigliere Michalizzi il 3,49. Facciamo il 3,74 del consigliere Del Bianco. L'avete trovato? Del Bianco è al 2,25, pagina 2. Bene, Michalizzi 3,49, pagina 181. È accolto con modifiche. Le modifiche, prego, Assessore. Il sostegno ai PEBA in coerenza con i principi dell'Universal Design. Siamo sul 3,49, pagina 181. Apro la votazione, parere favorevole. Si prepari Montanariello col 3,80. 2,34. Chiusa la votazione, approvato. Del Bianco 3,74, pagina 2,25. Accolto con modifiche. Prego, Assessore Mantovan. No, Assessore Venturini. Allora, la modifica che è stata introdotta è tramite l'acquisizione dei dati di misurazione in attuazione della normativa vigente, sostituendo quindi, mediante il potenziamento del ruolo di ARPAV in coordinamento con l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali. In questa maniera noi possiamo accogliere l'emendamento attraverso questa modifica. Consigliere, a votazione, aperta la votazione. Favorevoli? Si prepari Michalizzi al 3,81 e Luisetto al 3,82. Grazie. Chiusa la votazione, approvato. Adesso arriva. 3,80, consigliere Montanariello. Accolto con modifiche. Chi è l'assessore che interviene? Assessore Venturini. In questo caso l'emendamento viene sostituito con la dicitura: la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti dovrà tener conto degli elementi di pressione ambientale già presenti sul territorio. Bene. Sta parlando l'assessore. Grazie consigliere. Apriamo la votazione. Approvato. Consigliere Michalizzi 381, pagina 238. Prego. Per me, allora, in questo caso si propone una modifica ed è proporre un aggiornamento all'accordo di programma per la tutela delle risorse idriche nel fiume Brenta al fine di proseguire le azioni di ricarica e monitoraggio della falda. Ok, apriamo la votazione. Accolta e via. Si prepari ancora Michalizzi. Sì.
Prepari ancora Michalizia, il 397, pagina 258. Chiusa la votazione, approvato. Consigliera Luisetto. Lo ritira. Prego. Ok. Sì, questo è un emendamento che è stato scritto assieme alla consigliera Bigon e che ritiriamo perché la Giunta ne presenterà uno diciamo aderente alla tematica. È un emendamento che aveva e ha l'obiettivo di pervenire all'eliminazione della deroga che oggi consente la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto nelle zone di alta pianura e zone di ricarica degli acquiferi. Riteniamo fondamentale che si arrivi all'eliminazione di questa deroga a tutela nello specifico di questi territori e a tutela delle falde sostanzialmente. Accogliamo l'emendamento che presenta la Giunta. Prego, Assessore. Sì, allora do lettura dell'emendamento che presento come assessore, quindi componente di Giunta, ed è nel contesto della prossima revisione del piano regionale di gestione dei rifiuti sarà valutata l'introduzione di criteri abilitanti per la localizzazione di impianti che considerino anche gli elementi di pressione già presenti sul territorio, anche con riferimento ai territori di alta pianura e ricarica degli acquiferi. Ok, metto in votazione parere favorevole e l'assessore consegna al segretario l'emendamento. Si aspetta un attimo. Votazione e diamo un numero a questo emendamento. È il sostitutivo di questo. È il sostitutivo del 382. Chiamiamolo 382 bis. Sì, ha già messo la pagina bis. Boh, 605. Votazione aperta. La votazione è aperta, consigliere Cunegato. No, lo so che non è aperta, ha detto lui che sarà aperta. Un attimo perché stanno attribuendo un nuovo numero. Neanche a me. Cunegato neanche. Dove è gatto andare? Deve andare a Tiene. È in arrivo, attenzione che si apre la votazione. Siamo? Grazie, eccolo qua. Eccoci qua. Prego. Favorevole qui? Approvato, chiusa la votazione. Consigliere Dalla Pozza 389, pagina 247. È accolto con modifiche. Assessore Venturini. Proponiamo questa formulazione: valutati i gravi rischi per la salute determinati dalla diffusione dell'amianto sul territorio regionale, si proseguirà anche attraverso iniziative e progettualità nell'attività di rimozione e messa in sicurezza di tale materiale. Consigliere? Sì, ringrazio l'assessore. L'auspicio è che anche poi le risorse seguano l'indicazione, perché il tema dell'amianto è un tema che ha segnato anche larghe fasce della popolazione veneta. Oggi rimane comunque il problema sul territorio, rimane soprattutto in carico agli enti locali e quindi sarebbe opportuno riprendere quella buona pratica che aveva la Regione di fornire risorse perché soprattutto la micro raccolta dell'amianto, che è quella che più preoccupa poi la cittadinanza e che mette in allarme anche gli uffici tecnici degli enti locali, possa riprendere come prassi di questa Giunta e di questa amministrazione, quindi trovando anche le risorse necessarie. Grazie. Grazie consigliere, parere favorevole, aperto il voto. Eccoci qua.
lo ritira. Votazione approva 3,97 a un consigliere Michalizzi. No, me lo ritira. Lo ritira, grazie consigliere. Allora, consigliere Dalla Pozza lo trattiamo, poi si prepari con il 402 la consigliera Luisetto, scusi. No, poi vi spiegherò anche perché, quindi capirete. No, te lo dico dopo perché sbaglio sempre. Perciò il cognome è quasi identico in casa. Allora, no, fermi là. Consigliere Dalla Pozza, il 400, è accolto con modifiche. In realtà, Presidente, in questo caso viene proprio sostituito perché il testo che era stato proposto viene completamente emendato, eliminato e quindi viene sostituito con proseguendo l'attività già in essere per l'individuazione di area di salvaguardia. Ok? Consigliere Dalla Pozza, approvato, quindi con parere favorevole, prego. È una riformulazione. Apriamo per la votazione. Poi sistemate voi. Prego, parere favorevole, vi ricordo. Chiusa la votazione, approvato. Il 402 Luisetto, consigliere Luisetto, è accolto con modifiche. Questo è un emendamento a cui tengo perché l'ho ripresentato molte volte in questi anni e riguarda il fatto che si possa sostenere attraverso una pluralità di iniziative integrate come il piano laghetti, come il sistema di ricarica MAR e le AFI, le aree forestali di infiltrazione, e si calmieri l'impatto ambientale di tutto il sistema di gestione idrica. Questa sera ne portiamo a casa un pezzetto fino a piano laghetti e quindi è favorevole la posizione rispetto alla proposta dell'assessora. Magari l'anno prossimo porteremo a casa anche gli altri pezzi di questa strategia integrata di gestione della risorsa idrica. Prego, Assessore Venturini. Come si diceva, allora l'emendamento viene accolto se modificato ed è nella formulazione attraverso il sostegno ad una pluralità di iniziative integrati, quale ad esempio il piano laghetti di cui la DGR 1004 del 2022. Grazie, aperta la votazione, parere favorevole. Emendamento approvato, chiusa la votazione. No. Consigliere Manildo, il 247. No. Sì, pagina 7. Lo votiamo. Parere? Il 247, pagina 7. È il contrario. Prego, aperta la votazione. Respinto, chiusa. Consigliere Galeano, 254, pagina 20. C'è una proposta di modifica che dovrebbe andare bene a tutti. Chi ne parla? Qual è l'assessore? Assessore Venturini, Galeano, Giacinti, il 254, pagina 20. Sì, allora questo è accoglibile limitatamente alla modifica che prevede di togliere le parole nei termini. C'è la... Bene, quindi togliamo nei termini ed è il parere favorevole. Votazione aperta. Parere favorevole. Approvato, chiusa. A emendamento 369, consigliere Dalla Pozza, pagina 218. C'è un parere contrario.
Se il consigliere non interviene, lo metto ai voti. Prego. Su questo il parere è contrario da parte dell'assessore, ma è una battaglia che continuo a fare da tantissimi anni. La Regione Lombardia ha sempre fatto un'ordinanza di limitazione del traffico valida su tutto il territorio regionale. Noi continuiamo invece a demandare agli enti locali il compito di fare l'ordinanza di limitazione per la circolazione dei veicoli più inquinanti, creando una sorta di arlecchinata sul territorio regionale in cui si passa da una provincia all'altra, anzi da un comune all'altro con ordinanze diverse. Ecco, ritengo che la forza di una regione che è sottoposta tra l'altro a procedura di infrazione per il tema dell'inquinamento atmosferico dovrebbe passare anche attraverso un coordinamento degli enti locali, non lasciando i comuni da soli. Non basta dare risorse, ma servono anche strumenti normativi. Lo strumento normativo principale dovrebbe essere appunto una ordinanza o comunque una decisione di giunta regionale che dia uniformità e che non costringa poi anche coloro che si spostano all'interno della regione, penso a chi lavora ad esempio, a doversi adeguare comune per comune alle misure che ciascun comune ritiene più efficaci per contrastare il tema dell'inquinamento atmosferico. Quindi mi spiace, ma la riproporrò poi in altra sede come tema di discussione con l'amministrazione regionale. Grazie. Sì, consigliere, come le dicevo, comunque gli enti locali non vengono abbandonati a loro stessi perché viene svolta un'attività di supporto. Ci sono poi anche dei momenti dove viene garantita la partecipazione con i tavoli, con i TTZ, poi si fa anche sintesi e condivisione delle misure che vengono adottate. Non nascondo che da sindaco mi rendo conto, avendo vissuto l'esperienza, che è una responsabilità quella di decidere che misure applicare nel proprio territorio. Per il momento l'impostazione che mantiene la Regione del Veneto è quella che c'è stata in questi anni. Nulla toglie che si possono fare dei ragionamenti. Apro la votazione, parere contrario. È respinto. Consigliere Galeano, il 363 di pagina 203. Parere contrario. Mettiamo i voti. Prego. Volevo su questo evidenziare che appunto non è stato trovato un accordo. La cosa che si voleva evitare con la correzione era una incoerenza con il voto che era stato espresso in quest'Aula da tutti in maniera unanime sul fatto di preservare la ricaduta dei fondi per le aree interne che erano stati sottratti durante la mid-term review e che c'era il rischio che ricadessero su altre aree più popolose a cui non erano destinati inizialmente i fondi. La correzione non è accolta, ci viene detto che viene comunque garantito, continueremo insomma a sostenere l'emendamento perché riteniamo che una formula più coerente sarebbe stata più garantista e più coerente con l'ordine del giorno che tutta quest'Aula aveva all'unanimità votato. Grazie. Grazie consigliere. Apro la votazione, parere contrario.
Ci riconvochiamo domani alle 9:30, restano ancora una decina di accantonati del primo blocco, scusate, che tratterete in commissione, e poi andiamo avanti col secondo blocco. Se non ci sono obiezioni, interventi, chiuderei qui. Giusta la domanda, potremmo iniziare con la commissione alle 9:30. 10:30 ce la fa? Volete un po' di spazio in più per la commissione? 11 commissione. Avete un blocco di 300 emendamenti da valutare? E cosa vi resta? Cosa vi resta? Boh, quindi li avete definiti? Sì. E non c'è un terzo blocco? Bene, allora facciamo Consiglio 10:30, Commissione 9:30. In Commissione avete questa lista di accantonati che ancora non sono definiti. Sono questi qua. 9:30 Commissione, 10:30 Consiglio, puntuali. Grazie.